Marzio Tuttolomondo, la protezione civile della provincia e il libero consorzio durante la settimana è stata esemplare e impeccabile nello svolgere le varie azioni nelle scuole, alla capitaneria, insomma in vari momenti. Oggi l'esercitazione finale, ecco perché sono importanti questi momenti? Allora, Sua Eccellenza il Prefetto ha voluto intitolare questo evento come la protezione civile e cultura. Devo dire che la protezione civile in Italia è una delle migliori protezioni civili del mondo, però ancora manca una parte importante che è la popolazione. E l'esempio è quello che è successo alcuni mesi fa nelle Marche, l'alluvione, che di fronte al dovere quindi muoiono 2 persone perché attaccate a un bene materiale che era la macchina nuova, perdono la vita. Questo purtroppo è una cosa che nel 2023 non può succedere e sicuramente dobbiamo migliorare questa cultura di protezione civile. A Tirosciare Protezione Civile Agrigento oggi in questa iniziativa impegnata avete dimostrato quello che si può fare, ma non solo, in tutta la settimana avete fatto varie lezioni nelle scuole per spiegare l'essenza e l'importanza di essere informati sulla protezione civile. Sì, grazie alla Prefettura, al Libero Consorzio, alla Protezione Civile, a tutto il sistema di protezione civile, compreso quello comunale, siamo riusciti a mettere su questa bellissima settimana di protezione civile che ha visto in prima fila ovviamente tutti i gradi di protezione civile. Siamo stati anche nelle scuole per giornate formative, in particolare ieri noi siamo stati nella cittadella degli studi a Calcarelle, coinvolgendo tutti gli istituti che si trovavano in zona. Oggi la giornata conclusiva ha visto la collaborazione sinergica di tutte le forze in campo con attività dimostrative ed esercitazioni varie anche dal punto di vista sociosanitario. Sono delle bellissime iniziative che vanno portate avanti sia a livello nazionale che a livello locale. Ovviamente ci riproponiamo di puntare più in alto, nel senso di coinvolgere sempre più soprattutto la popolazione scolastica, ma anche la popolazione attiva, perché come ben sappiamo il primo nucleo di protezione civile è rappresentato da ogni singolo abitante. Alla protezione civile anche la Guardia Costiera ha dato oggi il suo impegno attivo e fattivo, ma non solo oggi, ma durante tutta la settimana con le esercitazioni anche in capitaneria. Oggi è il giorno conclusivo di questo importante evento organizzato dalla Protezione Civile e Cultura, dove anche la Guardia Costiera ha dato il proprio contributo, un contributo fattivo, un contributo importante che vede sempre uomini e donne della Guardia Costiera, in particolare nel nostro caso della Capitaneria di Porto e Porto Empedocle, essere in primo piano è sempre molto importante in quello che è l'intervento nell'aiutare il prossimo. Siamo stati presenti per dare le informazioni alla cittadinanza utili per tutte quelle che sono le attività in mare e ringraziamo tutte le autorità, il comandante, il prefetto e quanti altri al fine per l'importante iniziativa. Quindi la Guardia Costiera è sempre presente. Sono stato perché facciamo parte della protezione civile, siamo stati invitati come tutte le altre forze di polizia. È stata una giornata particolare con la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Sindaco e quant'altre, tutte le forze di polizia. Si sono fatte delle operazioni di recupero di una persona con i vigili del fuoco, è stata una bella operazione dove la gente è stata partecipe. L'unica cosa che purtroppo oggi, essendo sabato, le scolaresche non hanno partecipato, però non mancherà tempo sicuramente.